pronto, Jacopo? Anche troppo. Molto bene. Ciao. Io pensavo aver fatto un termos e qualcosa è caldo. Ciao a tutti carissimi, oggi siamo sabato 30 novembre e con questo ultimo giorno di novembre appunto siamo qui io e Cristian che vedete qua alle mie spalle. Viva! Siamo qui nel comune di Laghi per andare a raggiungere il Monte Maio, che è diverso dal Monte Maggio che ho già fatto un paio di anni fa, È un Monte Maggio senza G. Monte Maggio più basso. Quindi adesso ci apprestiamo a seguire un sentiero qui su del paese e vedremo che itinerario ci regalerà. Beh, Cristian l'ha già fatto, quindi per lui non sarà una novità. Ci scalderemo, Ecco, visto che è quindi freddo. nonostante i -1 appunto che ci sono qui in paese, ci scalderemo entro breve. Quindi partiamo e state con noi. Guardate il paesaggio della Val di Ferro. Penso 3 ore. Che ora è adesso? Monte Maio, appunto 3 ore. Adesso sono le 9, giusto? Aspetta, via. Mezzogiorno saremo su secondo l'indicazione. Questa settimana è stata un po' tosta fisicamente, come ho raccontato a Christian prima. Infatti non so il mio corpo che gran prestazione mi permetterà oggi, però d'altronde con una giornata bella così sarebbe stato anche un peccato passarla a casa. Infatti, Contraberta. Questa ecco, è. Emanuele contro Zaugia, se non mi sbaglio. altri 10 minuti in meno, ma adesso Adesso parte il fuoco. sarà tedesca, Cristian. Quasi sì, sempre un po' de cose. CAI 506. Monte Maio, l'esedura, infatti la parte migliore diciamo deve ancora iniziare. Guardate che meraviglia qua su. Allora qui c'è un cartello, Cristian ha detto di andare a vederlo quasi quasi. 5 minuti c'è il Monte Castele che avevo visto nell'app qua dei dintorni, dopo Monte Maio a destra, 10 minuti.
ultimi metri e ci saremo. Ecco qua. Guardate qui subito un reperto. Guardate Pasubio qua davanti. Dietro c'è il Monte Maggio. Abbiamo Cristian. Che oggi portata a casa. Adesso andiamo a vedere un altro itinerario qui vicino, perché qui tira una bella aria. Purtroppo la vetta è anche in ombra, siamo strasudati e vediamo se in questo nuovo itinerario c'è un punto dove sostare migliore, perché ho bisogno di fare pausa pranzo oggi. Ecco qui alle 11:39 siamo in pausa pranzo, finalmente abbiamo trovato un posto dove siamo al sole riparati dal vento, perché in questi giorni tra ieri e oggi c'è stata una piccola eruzione di aria da est, diciamo, che ha avuto il merito di spazzare via tutte le nubi basse, per fortuna, dei giorni scorsi. Qui all'ombra c'è ancora brina in abbondanza e vabbè, comunque siamo a 1500 metri d'altronde e non ci si può aspettare altro a fine novembre. Appunto alle 11:40, nonostante un pronostico di arrivare su alle 12, secondo l'indicazione del CAI, a Cristian 2 ore e mezza su 3. Ma insomma dai, abbiamo sgambato per bene, e nonostante pause video, deviazioni per andare a vedere tipo il Monte Castere eccetera, quindi siamo, direi, pienamente soddisfatti. Bene, pausa pranzo finita, recuperiamo un po' di roba messa un attimo ad asciugare, diciamo così. Alle appena 11:53 ci apprestiamo a ripartire, destinazione laghi, destinazione aperitivino, Aperitivo con lo spritz dei laghi. aperitivo con lo spritz dei laghi. Specialità tipica. Ecco, pronti per il ritorno qui dal bivio, quindi verso est. Guardate che panorama fantastico, mamma mia, meraviglioso. Adesso bisogna guardare in basso perché qui è tutto brinato. Ecco ragazzi, il passo di Colombo che avevo visto appunto negli itinerari pre-partenza. Adesso vediamo, la nostra indicazione probabilmente sarà da questa parte. Laghi 2 ore, 2 ore e 50. Allora teniamo da qua. Errata codice, Cristian mi ha detto che appunto adesso noi prenderemo questo sentiero 511 che scende per di qua, e dopo però prendiamo un altro bivio per scendere ai laghi, che appunto adesso qui non è segnato nel segnavia. Ecco qui subito dopo il passo di Colombo, vedete indicazioni per Molini, Vanzi, e adesso scenderemo verso questa seconda, vero Chris? Sì. E dopo da questa contrada Vanzi arriveremo ai laghi. Poi certo che passo. Ecco, vedete qui siamo arrivati ai resti di Maiga Coston. Guardate che razza di visuale panoramica incredibile. Guardate il prima forà qua davanti, la parte retrostante del Monte Maio, fantastico. Guardate che bellezza alle mie spalle. Adesso vi giro la fotocamera così riuscirò a inquadrarvi meglio.
Guardate qui davanti il Toraro. Qui su inizia il Monte Maggio. Tutta la cresta. Monte Borcoletta. L'altopiano dei 7 comuni. Vabbè Chris, comunque siccome siamo ancora in escursione, non siamo ancora arrivati in paese, 2 commenti a caldo sull'escursione di oggi. Ma è una bella escursione, abbiamo fatto fatica, ma come era previsto dal cartello, però la vista ci ha ripagato. A dir poco, chi è che avrebbe pensato? Un'aria sana di montagna. Che ha fatto passare quasi anche i malanni che Quasi avevamo, no? raffreddore, è passato il raffreddore, vedi. Che si è trasformato in un semplice naso Colpo umido di da grazia, freddo. Il raffreddore lo darà lo spritz di laghi. In cui ormai dopo tante aspettative ripongo veramente molte speranze. Hanno ancora la brina sopra. Mamma mia, non vedo mai sole qui io. Guarda su, acceso. Dai che siamo quasi. E oggi è stata tosta anche per me. Oh. Guardate il lago qui davanti prosciugato per dei lavori per permettere la impermeabilizzazione del fondo, perché da qualche anno a questa parte il lago lì aveva problemi di perdite, diciamo così, e l'acqua colava tutta sotto, era completamente in secca. E come detto, prima di andare via siamo venuti a fare aperitivo come promesso al buon Christian, qui nel baretto di fronte al ristorante dalle Santa. E Christian, cos'è che erano gli ingredienti? Vermouth. Vermouth, Campari, china e un po' d'acqua. Mamma mia, perfetto, senza ghiaccio. Guardate qui che colorito. Inizia già a scaldare. Questo è esatto, ti ha posto tutti i mali. Ci ragazzi, Sì, viva. Cingris. Alla prossima. Allora, sto leggendo un attimo i dati dell'escursione di oggi. Siamo partiti da 563 metri, siamo arrivati a 1499, quindi più di 900 metri di dislivello. Dislivello 1477 totale tra saliscendi vari. Siamo arrivati alle 14.30, 14.45. Niente, speriamo che l'escursione vi sia piaciuta. Adesso Cristian è andato un attimo via. E niente, se volete ci vediamo al prossimo appuntamento e tanti saluti a tutti.